Signor Fioriti, quella è casa sua. Sì, casa mia, sì. L'11 novembre quella casa andrà all'asta. Per quale motivo? Avevo un debito iniziale di 3.900 euro e praticamente la banca mi ha mandato l'ufficiale giudiziario e tutto per mettermi all'asta la casa. Nel frattempo sono riuscito ad arrivare a 1.000 euro solo di debito, no? E a questo punto qui la banca mi ha mandato una lettera, se non glieli do entro l'11 di novembre mi va all'asta la casa. Giuseppe Fioriti dunque doveva alla sua banca 3.900 euro. È riuscito a pagarne una parte e ora il debito ammonta a soli 1.000 euro. Ma la sua casa in provincia di Bergamo, tra pochi giorni, dovrebbe andare comunque all'asta. Il debito con la banca, lei sta riuscendo a ripagarlo? Anche grazie alla pensione di mia mamma. Vivo con la sua pensione, in poche parole, perché sono disoccupato, non riesco a trovare lavoro. Casa all'asta per un debito di soli 1.000 euro. La pensione della madre che serve a pagare il debito e a sopravvivere. Il lavoro che manca, ma anche qualche amico che dà una mano. 500 euro me l'ha dato di contributo un amico. No? E altri 500 gli darò quando potrò, mi sto impegnando a trovare gli altri 500. Lei non sa di tutta questa storia? No, nessuno lo sa nei miei familiari. Molte sono anche le lettere che Giuseppe ha scritto a politici e personalità della finanza per segnalare il proprio caso. Quindi quella è la lettera che hai scritto al presidente Napolitano? Ho scritto a Visco, alla Sant'Anché, alla Brambilla, ho mandato anche a Romani. E chi è di questi che ha fatto qualcosa di concreto? Nessuno. Degli onorevoli, tutte quelle cose lì, nessuno ha risposto. Così accompagniamo Giuseppe alla filiale della sua banca per depositare i 500 euro donati da un amico. Intanto ci racconta l'ultimo colloquio avuto col direttore. Non hanno voluto sapere niente, mi hanno buttato letteralmente fuori dalla banca, io a quel momento lì ero disperato. E oltretutto mi devono levare da cattivo pagatore. Perché effettivamente io in 30 anni che sono con quella banca qui, la banca non gliene frega proprio niente, loro guardano i soldi, cioè non hanno cuore, non hanno niente. Questi qua, cioè, secondo me non sono persone. Io mi immagino quando vanno a letto dicono cavoli, cosa ho fatto? Gli porto via la casa a una persona per 1.000 euro, 1.000 euro. In banca non c'è modo di entrare insieme a Giuseppe e nessun responsabile accetta di uscire a darci spiegazioni. Ma il direttore non può venire fuori a fare una chiamata? No, ha detto di no. Gli ho presentato l'assegno di 500 euro e domani mi chiamano se accettano le 500 euro. Mi ha parlato della casa e mi fa non volevamo, non vogliamo portarvela via, la casa è sacra. Ho detto ma per 1.000 euro, ma ce l'avete una coscienza, no? E proprio il giorno seguente, dopo che le nostre telecamere si sono fatte vive, la banca ha deciso di rinunciare a 500 euro, risolvendo il problema del signor Fioriti.